Bentrovati, ore 13, Tele4, siamo in compagnia di Lorenzo Tamaro, segretario del SAP di Trieste, Sindacato Autonomo di Polizia. Buongiorno e bentrovato innanzitutto. Buongiorno a tutti voi. Allora Tamaro, siamo qui per lanciare l'iniziativa della giornata di domani, il Memorial Day dedicato ai caduti della Polizia, un appuntamento molto importante che ovviamente non riguarda solo Trieste. No, assolutamente. Allora, 32 anni fa, questo è il 32esimo anniversario della strage di Capaci e di Via D'Amelio, e da quelle due stragi il SAP subito l'anno successivo si è ispirato appunto a queste stragi per ricordare tutti quei caduti che sono morti appunto che sono morti a causa della mafia o della criminalità organizzata, o comunque per difendere il bene comune, quello della legalità e della sicurezza. Quindi non è in realtà rivolto solo ai caduti della Polizia di Stato o delle altre forze dell'ordine, ma a tutte quelle persone, quindi anche categorie come la vostra, i giornalisti, i sacerdoti o le persone comuni che comunque hanno sacrificato la propria vita proprio per lottare la mafia e la criminalità organizzata. Appunto noi da 31 anni ricordiamo con dei appuntamenti in tutta Italia. Trieste, fra l'altro, è sicuramente un appuntamento, io lo ritengo particolarmente importante, proprio perché nella strage di Via D'Amelio perse la vita Edi Walter Max Cosina, mugesano, perse la vita anche Vito Schifani, che fu frequentatore del corso Allievi, del 116esimo Allievi Agenti qui a Trieste, quindi e poi insomma voglio dire sono tutti gli altri caduti più recenti anche nostri, Luigi Vitulli, Vincenzo Raiola a Milano nell'agguato di Via Imbonati, e dopo i Figli delle Stelle appunto a Rotto Domenico, senza contare tutti gli altri che magari sono morti tanti anni prima e di cui magari non conosciamo le storie, però basta andare nel Famedio e vedere quanti nomi ci sono appunto nel Famedio che ricordano questi caduti. Quindi insomma una giornata che io ritengo molto importante, anche perché si pensa sempre che non sia d'attualità, invece è estremamente di attualità, perché soprattutto le nuove generazioni, i ragazzi non sanno cosa è accaduto in Via D'Amelio nella strage di Capaci, quindi è bene ricordare e noi siamo presenti in questo. Domani appunto si svolgerà qui a Trieste, per quanto riguarda la nostra città, 4 appuntamenti. Ne avremo uno alle 8:30 al Famedio della Questura, appunto depositeremo una corona d'oro ai caduti della Polizia di Stato. Dopo ci recheremo alle 9:30 alla foiba di Basovizza, perché ricordiamo che nel 1945 molti furono infoibati solo per il fatto che indossavano la divisa della pubblica sicurezza, quindi rappresentava in qualche modo l'Italia, no? E al pomeriggio alle 18 saremo ai giardini Edi Walter Cosina di Muggia, appunto a fare un'altra deposizione floreale, e l'appuntamento clou che chiude la giornata sarà alle 8:30 al Teatro Verdi, dove verrà rappresentato uno spettacolo che è stato ideato e confezionato, diciamo, proprio qui a Trieste, che si chiama Angeli Custodi, alle 8:30 appunto al Teatro Verdi, dove l'attore Walter Gusmitta interpreterà quello che era appunto la figura di Edi Walter Cosina. Quindi si andrà un po' a vedere quello che era la persona, non solo il poliziotto, quello che in realtà è un po' raffigura tutti i poliziotti, no? Persone normali, persone qualunque, persone che hanno degli affetti, hanno una famiglia, hanno comunque una vita come tutte le altre persone, e che però hanno una professione particolare come la nostra, che purtroppo qualche volta finisce male, diciamo. L'ingresso sarà gratuito, volutamente gratuito, proprio per dare più spazio e le possibilità a tutti di poter venire. È stato fatto, e dobbiamo ringraziare sicuramente il Comune di Muggia, che ovviamente coorganizza questo spettacolo al Teatro Verdi.
Dobbiamo ringraziare comunque anche il Comune di Trieste per aver patrocinato anche l'intera giornata, insomma. Certo, certo, quindi insomma un appuntamento importante per ricordare chi si è sacrificato per la difesa dello Stato e della sicurezza anche dei cittadini. Ecco Lorenzo, ovviamente questo si lega chiaramente, come dicevi giustamente, anche alla vicenda dei figli delle stelle, che è qualcosa di ancora indigerito un po' da tutti, non solo dalle forze della polizia, ma anche da tutta quella parte della cittadinanza che si era mossa in maniera univoca, no? per ricordare, per stare vicino alle famiglie, e che dopo la vicenda giudiziaria, no, è stato ancora più pesante da digerire. Assolutamente, questo è un po' il problema che a vari livelli si ripresenta quasi quotidianamente, no? È chiaro che lì, in quel fatto lì, abbiamo raggiunto veramente proprio il massimo della gravità anche nel giudizio. Sappiamo che il SAP da sempre si è schierato in maniera molto forte contro quello che è stato il responso finale, temendo fra l'altro la prima sera, quando ci siamo incontrati proprio in quel triste che finisse così, e purtroppo è andata finita così, perché proprio è un problema di sistema che va indubbiamente cambiato. Questo vale per un fatto così grave come quello che è stato appunto quello dell'omicidio di Rota Domenico, ma vale anche per quei piccoli reati o comunque reati minori che nascono quotidianamente, dove ha un risultato magari secondo me brillante da parte delle forze dell'ordine, perché tutto sommato le cronache riportano spesso appunto a brillanti operazioni di polizia che mettono in chiaro quello che è accaduto in determinati fatti. Dopo però gli effetti lasciano alquanto desiderare. Il riferimento è per esempio a quello accaduto in via Flavia, no? La signora aggredita a pugni da questo passante afghano con problemi psichici, e non si può fare quasi niente. Beh, diciamo che quello è stato l'esempio come in poche ore, in maniera veramente brillante, credo la squadra mobile, la Polizia di Stato, insomma, ha portato un risultato a individuare subito l'autore di questo fatto, e dopo tutto si risolve alla fine con una denuncia a piede libero, e nel caso di una persona come questa che ha dei problemi psichiatrici, affidato alle cure psichiatriche. Dopo però finisce così, insomma. Certo, al di là di un monitoraggio che si può fare, però certo. Chiaramente la preoccupazione della cittadinanza c'è, e c'è anche una certa insoddisfazione nonostante un operato corretto da parte della polizia. Operato corretto che porta ai risultati. Insomma, voglio ricordare anche altri fatti eclatanti come sono stati quelli della sparatoria via Carducci o la banda di Rolex, tutti i risultati portati a casa appunto dalle forze dell'ordine, quindi voglio dire hanno compiuto bene il loro lavoro, però dopo c'è molto da fare per quanto riguarda quello che è la certezza della pena, quello che è appunto le misure successive. Certo, quello che viene dopo. Porto poi in chiusura, chiaramente torneremo a ribadire quella che è la giornata di domani, il Memorial Day, per chi non si fosse ancora collegato su Tele4. Volevo chiedere anche una cosa relativa ai controlli ai confini, temi di cui parliamo spesso proprio con Lorenzo Tamaro del SAP, perché si va verso un'estate di controlli, quindi come dire un'estate che proseguirà da questo punto di vista. Qui il tema è lo scenario internazionale, no? I pericoli legati a eventuali infiltrazioni terroristiche sulla rotta balcanica, e quindi Italia, Slovenia, ma da quello che ho capito anche Croazia, proseguiranno. Credo proprio che ci stiamo avviando alla continuazione di questo dispositivo. Credo che bisogna fare un ragionamento sul fatto che se vogliamo garantire una maggiore sicurezza, è chiaro che purtroppo questi controlli bisognerà continuarli a fare, perché comunque alla fine abbiamo visto che dei risultati ci sono stati comunque. È chiaro che potranno creare anche dei problemi per quanto riguarda il discorso del traffico. Questo credo che sia la cosa che preoccupa di più i cittadini. Io credo che però al di là del traffico, o ci preoccupiamo della sicurezza o ci preoccupiamo del traffico, c'è purtroppo un prezzo da pagare.
Per quanto riguarda il dispositivo, noi fin dalla prima ora avevamo detto che appunto quel dispositivo di aggregati che sono arrivati appunto a Trieste in supporto a quelli territoriali sicuramente era un buon numero, mai visto in precedenza, questo lo dicono proprio i numeri. Un dispositivo che a nostro avviso sarebbe opportuno avere in forma fissa come territoriali, proprio perché la Polizia di Frontiera di Trieste ne avrebbe assolutamente bisogno. È un numero che forse è insufficiente per una sospensione di Schengen e quindi per un controllo veramente un po' più capillare rispetto a quello che è quello attuale. Chiaro, ha un costo, ma la sicurezza... Ricordiamo che sono agenti dislocati da tutta Italia, certo, qui ospitati in albergo, che lavorano ai valichi. certo. Però è chiaro che la sicurezza comunque ha sempre un costo, però voglio dire forse ha un costo ancora maggiore un'immigrazione clandestina che porta tutto quello che vediamo, perché è chiaro nel momento in cui arrivano delle persone che non hanno titolo di restare in Italia e che dopo delinquono e comunque creano anche dei problemi, io credo che quello sia un costo sicuramente maggiore, insomma, ecco. Certo. Allora, torniamo invece sulla giornata, ribadiamo ancora una volta gli appuntamenti del Memorial Day, vedendo anche la locandina, per chi si fosse collegato solo ora a Tele4, poi come sempre alle 13:20 c'è il telegiornale, ribadiamo quello che si fa domani con il nostro Lorenzo Tamaro. Sì, allora alle ore 8:30 al Famiglia Questura depositiamo una corona da loro ai caduti della Polizia di Stato, alle 9:30 alla foiba di Basovizza, appunto c'è il cippo dell'ANPS, dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, proprio per i colleghi caduti, alle 18 ai magazzini e di Walter Cosina di Muggia e alle 20:30 al Teatro Verdi lo spettacolo teatrale Angeli Custodi, che è gratuito. Certo, con un protagonista anche dal punto di vista del teatro nostrano che ci ha già fatto sentire in passato qualche passo di questo spettacolo con Gusmitta, con l'amico Gusmitta, che insomma in persona un altro purtroppo persona, agente così entrato nella storia tragicamente, no? Perché sì, quando si pensa a quelle stragi molto spesso si dimentica che c'era uno di casa nostra. Assolutamente, per fare questo spettacolo Francesco ha studiato nei minimi dettagli la persona, sentendo gli amici, sentendo i familiari, quindi ha ricostruito tutto quello che era la sua vita anche prima di prestare servizio nella polizia e quindi voglio dire, io l'ho visto l'altro anno quando l'abbiamo fatto appunto alla Sala Lutazzi, io credo che sia veramente un bello spettacolo da vedere, assolutamente. Certo, quindi un appuntamento importante, quindi domani insomma seguiremo anche quello che accadrà. Abbiamo parlato anche di gestione appunto della situazione confinaria, quello che forse però più preoccupa ultimamente, collegandoci ai fatti di cronaca, è il fatto che episodi di criminalità, di microcriminalità si ripetano sostanzialmente in maniera quotidiana con, diciamo così, con un aumento che è sotto gli occhi di tutti, non di fatti magari gravissimi, l'omicidio eccetera, però ogni sera, no, arriva la segnalazione. Certo, non sono accaduti ancora omicidi, speriamo non ne accadano ovviamente. Le numerose risse spesso attuate con anche l'utilizzo di coltelli è chiaro che sono un gravissimo pericolo, perché un fendente dato nel punto sbagliato ovviamente crea un danno irreversibile. Quindi voglio dire, un fenomeno che vediamo non accade solo nella città di Trieste ma in tutte le altre città d'Italia, questo sta a rappresentare che forse quello che dicevamo prima, che manca un qualcosa nella parte successiva alle indagini, al lavoro fatto appunto dalle forze dell'ordine, forse bisognerà mettere mano appunto su quel sistema che evidentemente quello attuale non è più al passo coi tempi. Certo, poi situazioni come per esempio quella di Piazza Perugino, dove i residenti praticamente un paio di volte alla settimana ci mandano i video di quello che è successo la notte, magari non succede niente che coinvolge i residenti, ma c'è il timore a dire esco o non escono? Diciamo anche questo, perché è chiaro che un residente fa fatica a uscire se le condizioni della strada sono quelle, insomma, no? Quindi è evidente che crea un allarme anche forse maggiore rispetto a quello che
che c'è, però è indubbio che una persona che vuole vivere tranquillamente non vuole imbattersi in questi personaggi, insomma. Certo, tra l'altro il monitoraggio, le pattuglie della polizia ci sono, ricordiamo, non possono essere dappertutto. Io credo che c'è anche un grosso dispositivo a Trieste, insomma, proprio parlando di aggregati c'è il reparto prevenzione crimine, molto spesso c'è il reparto mobile, quindi voglio dire, credo che a livello provinciale sia stato messo in atto un buon dispositivo. È chiaro che non si può essere presenti dappertutto e a mio avviso sarebbe anche sbagliato, perché significherebbe militarizzare una città e credo che non sia una cosa giusta. Allora, io ringrazio Lorenzo Tamaro per essere stato qui con noi, vi ricordo 13:20 tra pochissimo c'è il nostro telegiornale, ci occuperemo di tante cose e vi ricordo subito che questa sera alle 21:10 c'è Ring con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti, presenteremo anche il sondaggio di serata nel corso del telegiornale. Tra pochissimo, restate con noi. Bentrovati alla nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca, non si placa la preoccupazione dei cittadini della periferia est di Trieste dopo il caso dell'85enne presa a pugni da un passante afghano con problemi psichici. Questo il punto della situazione. Resta sotto il monitoraggio quotidiano della polizia, ma non può essere arrestato né ristretto al CPR di Gradisca. È la condizione del tutto complessa che si trova ad affrontare la questura di Trieste per il caso dell'afghano affetto da disturbi psichici che ha aggredito un 85enne triestina all'angolo fra via Flavia e via Benussi, sferrandole un pugno in faccia e ferendola gravemente. Una vicenda, quella successa martedì mattina, che ha scioccato l'intera città, in primis il figlio della donna che aveva parlato così in diretta ai nostri microfoni. Sono corso qui, era a terra, tutta sanguinante, per fortuna c'erano due persone veramente umane, ne ha dato una mano, abbiamo chiamato la Croce Rossa, lei purtroppo non ha visto nulla, perché era uno che faceva jogging col cappuccio in testa e gli è andato vicino, pensava che gli chiedeva qualcosa, non lo so, e invece gli ha sfiorato un pugno e l'ha buttata a terra. L'aggressore, che non ha precedenti penali in Italia e non ha agito con l'intento di una rapina, è stato trattenuto fino a tarda sera in questura, poi, viste le sue condizioni di disagio psichico, è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Si tratta di una persona soggetta a protezione internazionale, dunque da un punto di vista legislativo non può essere ristretto in un centro di protezione internazionale e, contemporaneamente, i problemi di salute mentale condizionano comunque qualsiasi altro provvedimento. L'uomo, dunque, ospite in un appartamento della rete di accoglienza diffusa a Trieste, viene monitorato giornalmente dalle forze di polizia per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Resta evidente però come in questo caso la complessità della situazione normativa renda quanto mai complicata l'azione della polizia che, considerando anche l'allarme sociale che la vicenda ha suscitato, sta facendo tutto il possibile per tutelare la popolazione. Allora, sempre nell'ambito della cronaca, ci colleghiamo con il nostro Umberto Bosazzi, che in questo momento tra l'altro è proprio sul posto, per quanto riguarda l'incendio che ha interessato una palazzina a San Canzian d'Isonzo. Umberto, cosa è successo? Buongiorno Marco, buongiorno ai nostri telespettatori. Erano da poco passate le 23 di questa notte quando i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra e con l'autobotte del distaccamento di Monfalcone, supportate da un'altra autobotte e dal funzionario di guardia della centrale di Gorizia, perché in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di 6 unità abitative a Belliano, una frazione del comune di San Canzian d'Isonzo, era scoppiato un incendio. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato l'abitante dell'appartamento che era già in strada, sono entrati nello stabile, altre parti delle squadre provvedevano a estinguere l'incendio che era partito dalla cucina dell'appartamento, propagandosi poi agli altri locali dell'alloggio. Ancora altri componenti vigili del fuoco hanno provveduto a verificare se vi fossero altre persone presenti all'interno dello stabile ed hanno proceduto all'evacuazione temporanea di 2
altri inquilini che erano gli unici fra l'altro presenti. Il lavoro dei vigili del fuoco poi ha fatto in modo che il fuoco non si propagasse dall'appartamento interessato dall'incendio agli altri alloggi della palazzina. L'inquilino dell'appartamento incendiato è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all'ospedale per i controlli e le cure del caso. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'alloggio interessato dall'incendio, alloggio dichiarato inagibile, e dell'intero stabile, provvedendo anche all'evacuazione dei fumi e ad un controllo strumentale per verificare che nella palazzina non vi fossero residui di gas prodotti dalla combustione e poi anche che l'aria fosse respirabile. Al termine delle operazioni, i 2 inquilini che erano stati temporaneamente evacuati hanno potuto rientrare nei propri alloggi. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento e sul posto anche la Polizia di Stato per quanto di competenza. Questo è tutto, io restituirei la linea. Grazie al nostro Umberto Bosazzi. Proseguiamo perché si sono svolti questa mattina al Duomo di Muggia i funerali di Massimo Santorelli. Il 56enne era una figura molto nota a Muggia, e non solo per essere stato consigliere comunale di Forza Italia e aver guidato dal 2008, anno in cui subentrò a Elvio Ciacchi, al 2011 l'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano. Era una persona molto attiva sul territorio, anche a Trieste aveva lavorato molto sulla rivalutazione del primo piano del mercato coperto di via Carducci. Nipote del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, Santorelli lascia 2 figli, Federico e Lorenzo. Come detto, questa mattina l'ultimo saluto al Duomo di Muggia. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale ed in particolare con Roberto Leonardi, al quale chiedo subito lumi per quanto riguarda la situazione di questa mattina, tarda mattinata, centro città intasato dalle auto. Cosa sta succedendo? Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, tecnicamente non sta succedendo niente, nel senso che purtroppo c'è una grande affluenza di turisti che giungono del viale Miramare, arrivano su Corso Cavour, abbiamo la problematica del molo quarto inteso come parcheggio di superficie che è congestionato in quanto pieno, e perciò poi dirigono passando di fronte a Piazza Unità d'Italia su Mercato Vecchio, dirigendo verso Via del Teatro Romano, dove abbiamo un altro parcheggio, quello sottoterra, e che anche quello è congestionato. Adesso siamo sul posto sia in Piazza Duca degli Abruzzi all'entrata del Molo Quarto e dall'altra parte su Mercato Vecchio all'intersezione con Riva del Mandrachio, per cercare di regolarizzare la situazione, ma ben poco si può fare perché c'è una grandissima affluenza di turisti e i parcheggi purtroppo sono quelli che sono, insomma. Per il resto, altre cose, devo dirle che la Brigata Casale è sempre chiusa dall'intersezione da Altura, con l'abitato di Altura, fino all'intersezione con la via di Campanella Rotatoria. Le devo dire anche che è anche chiuso un tratto di via di Prosecco dalla rotatoria di strada per Vienna con direzione Prosecco, e a questo punto qua potrei dirgli che per oggi potrebbe anche bastare così. Posso solo chiedere, appunto via Brigata Casale, di cui abbiamo le immagini, no? La camionale, cosa succede? Perché c'era stato uno sversamento qualche giorno fa, ma non abbiamo capito poi cosa succede. Allora, c'è stato uno sversamento di una sostanza particolare che non si può lavare perché, a quanto ho capito dal rapporto di vigili del fuoco, bagnandola, cioè idratandola, sta roba prendeva corpo, faceva una reazione di carattere chimico. Perciò alla fine ci sono delle ditte che stanno fresando e stanno rifacendo l'asfalto. È una cosa un po' anomala perché è una perdita di una sostanza chimica che, come l'ho detto, fa una reazione un po' particolare, non può essere lavata o asciugata normalmente, dai to. Grazie anche per gli straordinari, allora, l'ispettore capo Leonardi, che giustamente ci ha spiegato una serie di situazioni che per chi si sposta in città piuttosto che in periferia si è trovato o diciamo imbottigliato piuttosto che con questa strada chiusa, quindi era giusto precisare. Molte grazie alla Polizia Locale anche per il loro lavoro quotidiano a Trieste. Proseguiamo. Valorizzazione e difesa dei porti italiani, ma anche supporto alle amministrazioni locali che stanno avviando centinaia di progetti finanziati con il PNRR. Il punto con Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La valorizzazione dei porti italiani, il loro sviluppo e le politiche a livello internazionale per sostenere un sistema della logistica alle prese con la crisi di Suez e le conseguenti turbolenze di prezzi e mercati. È uno fra i temi forti sul tavolo europeo, uno fra gli asset strategici non solo del bel paese ma dell'intero continente, in un momento in cui le guerre in corso condizionano pesantemente l'economia mondiale. Un aspetto che secondo Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, va affrontato con questo approccio. Ma naturalmente l'Europa ha un ruolo molto importante in questo settore. Il ministro Salvini sta facendo naturalmente la sua opera anche rispetto alla gestione delle attività e della politica portuale. L'importante credo in questo campo e in questo momento specifico sia quello di rafforzare il Partito Popolare Europeo affinché ci possano essere delle decisioni univoche e forti rispetto alla gestione non solo dei porti ma per tutto ciò che riguarda l'economia del nostro paese. L'altra grande partita per lo sviluppo dei territori è legata ai cantieri finanziati con il PNRR, che debbono mantenere i tempi previsti con un enorme lavoro burocratico e amministrativo da affrontare per le amministrazioni locali in tutta quella parte di back office determinante e complicata al tempo stesso. Ma diciamo non vedo grossi problemi rispetto al PNRR che in tutta Italia, perché la mia è un po' una visione complessiva degli enti locali, avendo io la finanza degli enti locali, quindi vedo che i comuni in modo particolare si sono dati molto da fare ed effettivamente hanno messo a terra tantissimi progetti. Il ruolo del governo in questo caso è quello di andare a potenziare le strutture amministrative che di questo si occupano, perché probabilmente paghiamo un po' lo scotto del famoso turnover bloccato a suo tempo, perciò i comuni devono essere dotati di figure importanti per poter mettere poi proprio a terra i progetti previsti all'interno del programma del PNRR. Allora proseguiamo lanciando anche la trasmissione Ring di questa sera, il sondaggio bonus 100 euro una tantum, mossa giusta? Il governo ha previsto un bonus di 100 euro una tantum nelle buste paga di 1 milione di famiglie con 28.000 euro di reddito, sarà erogato a gennaio 2025, questo è il sondaggio Ring, appunto in onda questa sera, i 2 numeri di telefono per mandare le vostre risposte, 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. Ospiti della serata, Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, Franco Lenarduzzi del PD, Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle, Maria Sandra Telesca, Stati Uniti d'Europa, Alessandra Guerra, Pace, Terra e Dignità, Emanuel Oian, Alleanza Verdi e Sinistra, Gianfranco Leonarduzzi di Leo Post. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie e servizi. Restate con noi. Bentrovati ancora in diretta su Tele4, torniamo a dare alcune notizie relative alla sanità, in particolare l'operazione che ha portato 8 bambini da Gaza a Trieste attraverso una missione internazionale promossa dal medico triestino Marino Andolina. Di questi 8 bambini, 4 hanno subito amputazioni a causa dei bombardamenti. La notizia peraltro era stata proprio anticipata in un primo momento da Tele4 con ospite Marino Andolina da noi a Sveglia Trieste. Sentiamo. Sono atterrati nella notte al Trieste Airport gli 8 bambini di Gaza che riceveranno le cure all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Un'operazione complessa resa possibile dalla ONG britannica Save a Child, realtà con cui collabora il medico triestino Marino Andolina, non nuovo a missioni umanitarie nei teatri di guerra, anche lui coinvolto in questa missione, oltre alla disponibilità del Burlo Garofalo con la responsabile dell'accesso all'offerta sanitaria per i pazienti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Barbara Fari, su mandato del direttore della struttura Stefano Dorbolò. La notizia per me più importante è che il Burlo rientra finalmente nei progetti di cooperazione internazionale, cioè di aiuto a bambini anche di altri paesi. Quando ero vivo, professionalmente, si faceva di continuo, ex Jugoslavia, Iraq, eccetera. Atterrati, come detto, a Ronchi dei Legionari grazie a un volo privato, gli 8 bambini accompagnati dalle famiglie saranno presi in carico dall'ospedale materno-infantile di Trieste. L'istituto ha messo a disposizione la propria foresteria come a casa per accogliere i familiari e l'associazione ABC Bambini Chirurgici un appartamento. Anche il
l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e la congregazione delle Suore Rosarie di Udine si sono impegnati per reperire alloggi ai bimbi e alle loro famiglie. Degli 8 bambini, 4 sono amputati e riceveranno protesi che saranno realizzate in Emilia-Romagna. 2 necessitano di trapianto di midollo osseo, un bambino presenta una ferita dovuta a un'esplosione e uno ha una grave patologia chirurgica. Ai bambini si è aggiunta una giovane donna, mamma di uno di essi, che è anche in attesa di un secondo figlio. Una ferma condanna contro ogni forma di individualismo. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, è intervenuto a un appuntamento che Tele4 ha trasmesso in diretta dalla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo ed è parte della preparazione della settimana sociale dei cattolici che si svolgerà quest'anno a luglio a Trieste, con la partecipazione finale anche di Papa Francesco. Un importante appuntamento in vista della settimana sociale dei cattolici in Italia, in programma a Trieste la prima settimana di luglio, quello che Tele4 ha seguito ieri in diretta. Partecipare, costruire assieme la Chiesa e la città, un incontro di preghiera e riflessione cui accanto al vescovo Trevisi ha partecipato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Tanti indici dicono della fatica di vivere una partecipazione appassionata e matura nel costruire sia la Chiesa sia la vita civile. Eppure non mancano segni di speranza, germogli che indicano un diffuso desiderio di giustizia, di pace, di condivisione, di rispetto del creato. L'intervento del cardinale Zuppi si è incentrato soprattutto sull'importanza di sentirsi parte di una comunità. Siamo un corpo, facciamo una grande fatica a pensarci insieme. Non ci crediamo che siamo relativi a qualcuno. Basta pensare quanta fatica abbiamo fatto a capire che siamo sulla stessa barca. Zuppi ha inteso sottolineare il pericolo rappresentato dall'individualismo sia o meno spinto alle estreme conseguenze. Il tralcio senza la vite si secca, diventa sterile. Ed è questa la persuasione dell'individualismo, in fondo una riedizione del peccato originale, cioè fare senza l'altro, pensare di essere se stessi perché da soli, vivere senza il prossimo, rendere l'amore limitativo, come se legarsi agli altri ci fa perdere la nostra libertà, per finire a specchiarsi guardando sempre e solo il proprio volto. Citando Papa Francesco, il cardinale ha evidenziato infine il rischio di pensare solo ed esclusivamente a se stessi. Salva te stesso porta a tutti contro tutti, cioè il corpo impazzisce e l'io impazzisce, perché siamo fatti gli uni per gli altri. Allora andiamo a vedere quello che è successo questa mattina in Piazza dell'Unità d'Italia, perché sono iniziati gli eventi collaterali della Trieste Spring Run, ovvero in particolare quello di stamattina dedicato ai più piccoli, la Trieste Spring Young, 2000 tra bambini e bambine che si sono cimentati nelle gare di corsa ad hoc a seconda dell'età nel Salotto Buono di Trieste. Queste sono cariche. 3, 2, 1. C'è chi correndo ha perso il cappello, chi è in astri di partenza non si è accorto dello start ed è partito in ritardo, chi ha dato tutto per arrivare primo, chi ancora ha proseguito anche dopo l'arrivo. Per tutti però medaglie e merende assicurati, così come gli applausi del numeroso pubblico, i video di genitori e nonni, un clima di festa che lasciava spazio solo a sorrisi e buon umore. La Trieste Spring Young 2024 ha anche ringraziato il cielo per essere stato clemente nella mattinata ludico-sportiva che ha riempito Piazza Unità con l'energia dei bimbi e delle scuole, di maestre e maestri, dei genitori tantissimi posti lungo il perimetro del percorso ad immortalare i propri piccoli correre a ferro di cavallo da un versante all'altro della piazza. Tanta musica con l'intrattenimento dello staff di Gaia Eventi. E li vedo arrivare, velocissimi, eccoli che arrivano! Un applauso!
e un'organizzazione accurata da parte delle tante persone che, chi più in vista, chi meno, hanno contribuito alla buona resa della mattinata. Per fortuna il tempo adesso tiene, infatti abbiamo fatto la foto col drone, con il tanto sole, è una gioia immensa di avere i bambini in piazza, siamo circa in 2000, quindi siamo molto, molto contenti. Con la corsa degli alunni delle scuole ha preso il via il weekend della Trieste Spring Run, che domenica porterà su strada gli agonisti della mezza maratona. Partenza dal Castello di Duino e arrivo in Piazza Unità, e nello stesso tracciato anche la 21 km sui rollerblade. Ci sarà la novità della staffetta solidale, con squadre da 3 persone di corsa, ognuno con il proprio ritmo, fra Miramare e Piazza Unità, nello stesso tracciato della Bavisela Family Run, l'evento che anche quest'anno chiamerà a raccolta oltre 6.000 persone per il lungomare barcolano, permettendo a tutti di passare una mattinata di spensieratezza, passeggiando, correndo o fermandosi per un cin-cin in un contesto allegro e colorato, nel segno dell'inclusione e del rispetto per l'ambiente. Bene, allora andiamo a rivedere quelle che sono state le immagini girate poco fa dal nostro Gianluca Valenta insieme con Laura Buccarella, che ci danno il quadro della situazione di come il ponte festivo post 1° maggio si sia riverberato su Trieste. Queste sono le rive circa 3/4 d'ora fa, attorno alle ore 13, quindi tutto bloccato in tripla fila. Da una parte i turisti, i camperisti diretti a Trieste ma anche verso l'Istria, che hanno approfittato per una sosta a Trieste, piuttosto che i tanti che invece soggiornano nella nostra città da una parte, dall'altra chiaramente il forte afflusso di pubblico in zona Piazza Unità e aree limitrofe, di genitori, nonni, parenti dei bambini che si sono dati appuntamento in piazza per la bellissima manifestazione che abbiamo appena visto, la Trieste Spring Young, che ha visto correre i piccoli runner delle scuole degli asili triestini in vista della invece manifestazione podistica di domenica con la mezza maratona e la Family. Come vedete tutto bloccato, problemi che abbiamo sottolineato più volte che si verificano, ma questa volta in maniera più importante anche a seguito del scarso ricorso dei vacanzieri che arrivano a Trieste del parcheggio lato Silos, e poi c'è l'altro problema, quello dei parcheggi in città sulle rive, con il problema dei camper, insomma una serie di situazioni concomitanti che hanno creato questo effetto questa mattina e che hanno bloccato ovviamente anche i tanti autobus, come li vedete, delle Trieste Trasporti, che si sono trovati imbottigliati in questo imbuto costituito da Viale Miramare e rive. Ovviamente la situazione dovrebbe rientrare nella normalità nel corso del primo pomeriggio, ma insomma nelle prossime 2 ore almeno, no? Come abbiamo sentito dalla polizia locale di Trieste nel precedente collegamento, è quanto mai sconsigliato spostarsi verso il waterfront cittadino e verso zone come Barcola, perché altrimenti si sarebbe costretti a eventualmente rientrare a casa facendo strade alternative, in alcuni casi anche complesse, perché Viale Miramare è letteralmente intasato. Tra l'altro, insomma, guardando un po' anche alcune targhe qua e là, è evidente come si tratti soprattutto di vacanzieri da questa parte, mentre la parte interna di Trieste, dalla parte diciamo così Piazza della Borsa, parcheggi limitrofi, stamattina c'erano anche tantissimi genitori e parenti dei 2000 bambini che hanno partecipato alla Trieste Spring Young. Quindi nelle prossime 2 ore fate attenzione a non recarvi sul waterfront cittadino piuttosto che a Barcola, perché altrimenti rimanete imbottigliati in questa situazione. Allora, andiamo a parlare anche di calcio, in particolare della Triestina. Il punto sulla stagione dell'Unione e sulle possibili avversarie ai playoff. Lo ricordiamo che l'Unione si entrerà in gioco nei playoff il giorno 11 di giugno con il primo turno a Rocco, con la possibilità del doppio risultato, pareggio o vittoria per passare il turno. Abbiamo fatto il punto della situazione nel Caffè dello Sport con il difensore dell'Unione Nicolas Rizzo. 64 punti con 19 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte.
Chiaramente brilla il dato dei gol fatti, perché la Triestina è il secondo attacco del campionato con 61 gol, ne ha segnati 72 il Mantova, poi c'è la Triestina. Il tema è appunto la difesa con i 44 subiti, siamo la 10ª difesa del nostro girone e questo è un po', diciamo così, il tallone d'Achille. È stata una stagione altalenante, nel senso magari la prima parte più positiva rispetto alla seconda, perché magari alla seconda c'è stato un momento quando si è cambiato il mister con mister Bordin di 4-5 partite negative, poi ci siamo ripresi, siamo stati bravi e poi c'è stato un pareggio, una sconfitta, una vittoria, diciamo che è stato un sale e scendi continuo, nell'ultimo periodo ci siamo rialzati, la sconfitta col Padova e il pareggio col Novara ci hanno un po', diciamo, colpiti pesantemente, però adesso ci sono i playoff, un altro campionato e sicuramente andremo a 1000. Speriamo di arrivare fino in fondo. Tra gli elementi positivi di quest'ultimo periodo c'è sicuramente Vertainen. È un attaccante, tu mi insegni, che segna 1, 2, 3 partite di seguito, no? È molto importante perché è in fiducia. Certo, assolutamente in fiducia, è un grandissimo giocatore, infatti ogni allenamento è sempre un litigio tra me e lui perché ti tocca mancarlo. Sì, esatto. E speriamo che continui con questa fiducia e di arrivare lontani. Accoppiamento probabile no? È con Gian Erminio piuttosto che Pro Vercelli, squadre che conosciamo bene, abbiamo visto nel corso del campionato. Non ti chiederò cosa scegli, ma ti chiederò di darci un po' un'idea, secondo te, le differenze tra queste due squadre? Sono due squadre ostiche che sicuramente, ma come qualsiasi squadra, farà, compresi noi, la guerra per i playoff, quindi preferenze personalmente non ne ho. Preferirei non incontrare la Pro Vercelli solo perché la scorsa stagione ci ho giocato e quindi mi dispiacerebbe vincere contro da ex preferiresti la Giana, esatto. Diciamo così. Sì, dai. Allora una notizia, un'indiscrezione che leggiamo direttamente dal sito Trieste Prima, segnalato squalo bianco in Adriatico, ma gli esperti frenano, nessuna certezza. La prima segnalazione è datata 9 aprile, mentre la seconda parte sui social qualche giorno fa. Gli esperti della materia dicono, nelle foto e nei video non vi sono elementi precisi e utili ad identificazione della specie, non vi è ancora certezza che si tratti di squali bianchi. Sicuramente sono squali, tra l'altro l'avvistamento è stato fatto in quel di Curzola o Korčula, come si dice in lingua croata, quindi diciamo a metà Adriatico, molto distante dal golfo di Trieste. Comunque insomma abbiamo dato la segnalazione, poi approfondiremo anche questa notizia. Vi do ancora invece il riferimento per il sondaggio di questa sera della puntata di Ring di Ferdinando Avarino in onda 21:10, bonus 100 euro una tantum, mossa giusta? Il governo ha previsto un bonus di 100 euro una tantum nelle buste paga di 1 milione di famiglie italiane sino a 28.000 euro di reddito, sarà erogato a gennaio 2025 e questo è il sondaggio di Ring appunto, sì, no, vedete i due numeri di telefono per dare la vostra risposta, per il sì 0422 16 26 691, per il no 0422 16 26 690. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario, appuntamento alle 19:30, restate con noi.